Il recupero della quarta giornata della Serie A Unipol 2024-2025, Virtus Segafredo Bologna contro Bertram, Dertona Tortona, Unipol Arena Casalecchio di Reno. Scarico non pulito, intercettato da Goram, ancora Strautins, Goram va a schiacciare a due mani. Lo scarico di Schengelia, la linea di fondo, si era appiattito Zizic che è andato a schiacciare sul raddoppio. Vital, Goram, Cusi prende, tira da 3 punti, a segno. Schengelia dopo qualche minuto trova un canestro per la Virtus. Schengelia, pallone ancora una volta rubato da Vital che ha uno sguardo molto attento alle traiettorie di passaggio. Canestro per Tortona che va in vantaggio 15-7. Ora Cordinier con Diouf che chiede il pallone, lob per Bellinelli, letto alla perfezione e appoggiato a canestro da Marco Bellinelli. E di Diouf anche sul Baldasso, costretto a scaricare, adesso però c'è il vantaggio numerico per Tortona che lo sfrutta con la tripla di De Negri. Adesso corre Polonara, l'assist di Cordinier, il lancio perfetto da quarterback a ricevitore. Polonara vuole Bellinelli, poi guarda il canestro, lo scarico, Morgan la tripla dall'angolo, a segno per Morgan. Morgan può riprovarci dal lato sinistro, a segno Morgan, lato sinistro dell'attacco Virtus. Strautins ha pensato al tiro da 3 punti dal momento in cui la palla gli è rimbalzata davanti, non ha esitato. Bellinelli prende, tira da lontanissimo alla Bellinelli. Sicuramente fare un miglior lavoro in difesa. Secondo quarto siamo andati meglio, però possiamo ancora far meglio senza concedere i loro rimbalzi in attacco e tiri aperti. 5 secondi, Cusi lo sa, tira da 3 punti e insacca da lontanissimo. Lo scarico sul blocco e la conclusione di Zizic, buona lettura da parte di Paiola, buon movimento di Zizic. Adesso il pallone recuperato, Schengelia, la schiacciata in contropiede per il +12. Adesso attacca Severini come faceva con Goram, canestro bellissimo con appoggio rapido in sottomano da parte di Tonic e Schengelia. Liga si allarga dopo il blocco, effettua a sua volta il blocco per liberare Baldasso, la sospensione buona sull'uscita di Zizic. Morgan chiede, guarda, Schengelia attacca il canestro in acrobazia e sulla sirena appoggia il punto numero 69. Per Bellinelli un altro dei suoi tagli. Passaggio schiacciato perfetto per Zizic, passo incrociato e schiacciata. Lo scarico con ancora un canestro di Strautins, lo scarico in contropiede da parte di Goram. Il blocco di Zerini, Strautins 3 secondi, Goram iniziativa, deve tirare Goram, segna dalla linea di fondo. Goram, la sospensione sbagliata, corta, va a raccogliere il pallone Cordinier, la panchina chiede fallo immediato.
arriva +4 per la Virtus. Valdasso tira immediatamente da 3 punti da lontanissimo, il pallone viene schiaffeggiato 2 volte, rimbalza, Cordinier fa finire la partita con la vittoria della Virtus, faticosa alla fine, 85-81. It's very important. We want to keep our win streak going, but we want to keep getting better every game. We know it's a long season. They were a really good team, but we came out with a win, played together, and we got to keep doing that every game.